Mister Mauro Zironelli, l'ultima casalinga del Cernis Muzzane, vale i 3 punti contro l'Este, ma soprattutto il 7° risultato utile consecutivo tra campionato e Coppa, insomma un finale in crescendo, un finale che tu volevi. Sì, consolidamento di quello che stiamo facendo, ci tenevamo a fare un buon risultato davanti ai nostri tifosi come ultima partita casalinga dell'anno e ci siamo riusciti. È stata una partita comunque giocata a ritmi alti, maschia, tanti falli, però siamo riusciti a fare 2 occasioni importanti e fare i 2 gol. Ed è quello che conta alla fine, qualcosa abbiamo poi rischiato, però eravamo in 10 e ci sta, però sono stati bravi a contenere la reazione dell'Este e ci portiamo a casa questi 3 punti molto volentieri, pensando a chiudere comunque bene l'anno anche in trasferta e la parentesi di Coppa che è sicuramente una cosa importante anche quella. Mister, hai lanciato dal primo minuto seno, quasi una mossa a sorpresa, diciamo, ti ha ripagato con il primo gol. Beh, se il buongiorno si vede dal mattino, è un buongiorno davvero interessante. Sì, dai, tutto questo aspetto siamo fortunati, aveva fatto anche gol anche Crosara all'esordio, lui, eccetera, quindi sono delle cose che fanno piacere, vuol dire che anche la fortuna è un po' anche girata e quindi cavalchiamo il momento, dai, adesso era importante fare i 3 punti e stare compatti, aggressivi come abbiamo fatto in questo ultimo periodo. Però adesso archiviamo per un attimo il campionato e buttiamoci dentro sulla Coppa. Arriva un avversario blasonato, si va a Ravenna, mister, si va con il piglio giusto. Sì, dai, non abbiamo niente da perdere, abbiamo raggiunto i quarti di finale in Italia, che è una cosa bellissima per Carlino e questo ci fa piacere, ci inorgoglisce, però si va e si gioca come sappiamo e stiamo tutti bene, ci saranno dei cambi e c'è una gente fresca e quindi avremo bisogno di tutti i componenti della rosa come sempre e abbiamo visto che tanti si fanno trovare pronti, quindi meritano.